2 miliardi messi a disposizione già a partire dal prossimo anno per la salute e l'utilizzo degli specializzandi in corsia già dal terzo anno sono le due novità più importanti approvate dalla Conferenza delle Regioni e contenute nel cosiddetto Patto per la Salute. E noi siamo stati i promotori a livello nazionale e adesso hanno accettato le nostre proposte di mettere nel sistema ospedaliero, dove dovrebbero lavorare giustamente solo i medici che sono laureati e specializzati, di iniziare a far lavorare anche i medici solo laureati per fare delle attività di base ma che ci aiutano. Accolta dunque la proposta avanzata dal Veneto e da altre regioni, la palla passa ora alla Conferenza Stato-Regioni per chiudere l'accordo. 1300 i medici che mancano negli ospedali veneti, ha ricordato il governatore Zaia, soprattutto nell'area delle emergenze. In Veneto vengono erogate 2 milioni di prestazioni nei pronto soccorsi, dove però mancano 315 camici bianchi. La possibilità di utilizzare in corsia gli specializzandi rappresenta un'importante boccata d'ossigeno. Oggi all'interno del Patto per la Salute, Patto 2020-22, che contiene appunto tutte queste indicazioni proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze e le richieste delle regioni, e anche in questo caso il Veneto ha fatto da apripista. Intanto la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato a procedere alla firma degli schemi di accordo con le università di Padova e Verona per disciplinare le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative, delle scuole di specialità e le modalità di svolgimento della formazione per la loro assunzione a tempo determinato.